Comincia una nuova puntata di Cronache Trevigiane, sarà un viaggio nell'internazionalizzazione delle imprese agricole, parlando con chi? Beh, con gli imprenditori agricoli, ma anche con chi sta pensando a un nuovo concetto di assistenza nell'accompagnare appunto queste imprese nei mercati emergenti, nei mercati internazionali. E sono con Cinzia Michelan, consulente di Treviso Glocal. Insomma, da dove cominciamo? Cominciamo dalle difficoltà per un'azienda piccola media di decidere di affacciarsi a un nuovo mercato. Sì, le aziende agricole, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, possono avere difficoltà nel approcciare i mercati esteri perché devono avere a che fare con una burocrazia, delle procedure, dei documenti, dei partner che bisogna conoscere e soprattutto capire in che modalità proporsi. Quindi l'idea è quella di creare un centro di servizi unico per dare assistenza nella parte burocratica, anche perché ogni paese poi ha leggi diverse e questo mette in difficoltà un'azienda che magari vuole andare su diverse destinazioni. Esattamente, sì, Coldiretti Treviso, in collaborazione con Treviso Glocal e la Camera di Commercio di Treviso, ha avviato questo progetto proprio per supportare le aziende che si affacciano sui mercati esteri, quindi fornire tutta una serie di servizi di assistenza personalizzati, quindi sartoriali per ogni azienda, al fine di supportare sia chi è alle prime armi, sia chi ha già esperienza con l'estero. E poi portare le piccole e medie aziende agricole in giro per il mondo significa anche creare un'agopuntura positiva contro i falsi made in Italy. Certamente, sicuramente se le aziende hanno più possibilità di proporsi nei mercati esteri, i prodotti trevigiani sono maggiormente conosciuti, quindi diminuisce anche il rischio dell'Italian sounding, del falso made in Italy all'estero. Grazie a Cinzia Michelan, grazie a Treviso Glocal.